L'ANCE di Agrigento, Associazione Nazionale Costruttori Edili, lancia un allarme in merito al settore delle costruzioni, il funerale di un intero comparto, in 10 anni persi 4.300 posti di lavoro. Ad affermarlo attraverso un comunicato stampa il presidente dell'ANCE, Carmelo Salamone, che afferma: la linea fin qui seguita dalla politica e dalla burocrazia non potrà che portare a una desertificazione produttiva irreversibile. 4.300 lavoratori in meno, 707 imprese cessate, oltre 3 milioni di ore lavorative fatte di meno e oltre 23 milioni di euro di massa di salari andate in fumo. Sono questi i dati che la Cassa Edile di Agrigento, rispetto alla situazione del comparto delle costruzioni, comunica tra il 2010 e il 2020. Una fotografia impietosa della morte di un intero settore, spiega il presidente dell'ANCE, Associazione Costruttori di Agrigento, Carmelo Salamone, che in questi 10 anni ha visto diminuire del 53% il numero delle aziende del settore, del 60% il numero degli operai impiegati e del 71% le ore lavorate, cui si aggiunge un abbattimento del 62% della massa salari. Per questo, nel silenzio delle istituzioni, continua Salamone, diamo il triste annuncio della morte del settore. Più che un decesso naturale è stato un vero e proprio omicidio. Le armi usate per commettere il delitto sono scelte politiche irrazionali adottate senza alcun confronto con la categoria. Tra queste, dicono dell'associazione, un'ossessiva e probabilmente dolosa disattenzione ai tempi procedurali per l'approvazione dei progetti, che sono in media di 15 anni, a fronte di un continuo e ossessivo intervento sulle procedure di aggiudicazione che oggi, sacrificando la trasparenza, si sono ridotti all'osso. Dinanzi a questi comportamenti, continua Salamone, non si può che avere una certezza: si sbaglia con la contezza di sbagliare. Non accettiamo, concluse il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone, che si ritenga questa crisi un effetto collaterale, un male condiviso con altri settori, nei giorni in cui si è capaci di festeggiare l'arrivo di centinaia di commissari per le grandi opere, che avranno ricadute magari marginali sul tessuto produttivo delle piccole e medie aziende. Noi ribadiamo che la linea fin qui seguita dalla politica e dalla burocrazia non potrà che portare a una desertificazione produttiva irreversibile.